GTX, quindi versione 4 ruote motrici e ben 340 cavalli di potenza, stiamo andando a visitare il Monte Bernadia. Abbiamo appena preso la strada che da Tarcento comincia la salita sul Monte Bernadia, appunto. Il nostro ID Boots nella versione, grazie ovviamente al cambio automatico, noi utilizziamo la versione con l'e-pedal inserito. Questo ci permette di recuperare energia e avere dei consumi molto ridotti e quindi un'autonomia di marcia maggiore. Anche la modalità di guida, abbiamo utilizzato una modalità eco, ma abbiamo diverse modalità: comfort, sport, traction, che quindi gestisce la trazione integrale, ma in questo frangente non ci serve, anche se la strada è in salita abbiamo sufficiente mobilità. Dopo 6 km di salita lungo un percorso magnifico, il nostro ID Boots è arrivato al piazzale di questo immenso forte. Qui vediamo il nostro ID Boots nella sua bellissima livrea rossa, particolare, molto suggestivo. Il design è stupendo, richiama tanti ricordi del suo primo predecessore, diciamo così. Come possiamo vedere è abbinato a cerchi da 20 pollici e tutti i dettagli richiamano una linea molto particolare, molto dinamica, pur essendo di dimensioni così generose. Infatti all'interno, come vedremo, abbiamo ben 7 comodi posti. Con il telecomando possiamo aprire tutte le porte e dall'interno abbiamo una spaziosità notevole. Accediamo a bordo ora. Come possiamo vedere le rifiniture sono veramente con materiali molto belli. Particolarità simpatica: la pedaliera ha i 2 simboli tipici di play and stop, tipici dei prodotti elettronici, quindi acceleratore e freno.